Format Ligurians Grand Tour, Museo del Mare, Paola Pesce-Maineri, il nostro assessore allo sport, all'ambiente, agli eventi e al turismo. Allora Paola, veramente il veleggiando abbiamo fatto insieme, veleggiando. Riproponiamo nuovamente il nuovo veleggiando insieme alla rotta del Corallo l'anno scorso. Quest'anno vediamo, non so che cosa potremo spoilerare, però Genova intanto protagonista. Sì, allora grazie mille, Genova protagonista dello sport ancora, con Genova Capitale dello Sport 2024 e come municipio settimo ponente siamo sicuramente attivi e in linea col Comune di Genova per fare tanti eventi, tante attività. L'anno scorso abbiamo fatto partire Enrico Tornello Lomellini per la Rotta del Corallo, questa regata storica non competitiva, e insieme a lui tante barche a vela, bambini, attività. Per quest'anno cosa facciamo? Cristina? Spoileriamo e faremo comunque iniziative con sport, eventi e nuove generazioni, direi. Sì, direi proprio di sì, è l'anno giusto, è sempre l'anno giusto per fare sport, ma in questo caso ancora di più, dobbiamo mettere tutti in movimento, sul mare, nel gioco, nelle attività, sulla spiaggia, e quindi io sono disponibile, come sai, a fare qualcosa di bello e quindi volentieri. Vi lascio con lo splendido sorriso del nostro assessore. Grazie, sei molto gentile, anche tu, è sempre bello vederti. Ciao! Sulla Rotta del Corallo una grande festa, vorrei di Paola Pesce-Maineri, assessore alla cultura del Municipio 7. Allora, io in realtà sono assessore allo sport e all'ambiente, infatti il tema era la partenza di questa bella regata storica, non competitiva, e l'amico Enrico Tornello Lomellini ci ha chiesto di supportarlo, di aiutarlo in questo evento che noi abbiamo cercato come municipio di portare avanti, ed è stato un momento molto bello. L'1 e il 2 luglio abbiamo organizzato un villaggio, Tabarca Village, proprio in piazza Tabarca, via Carloforte, quindi le vie storiche centrali affacciate sul mare, e sul Club Vela, che è uno dei club più antichi della regione Liguria, anche alla presenza gradita del sindaco, abbiamo fatto partire l'equipaggio capeggiata da Enrico e da tutti quanti, e anche assieme ai ragazzi delle vincitori delle regate della Repubblica Marinare, quindi è stato con il galeone storico. Quindi mi ha chiesto di portare questa piccola testimonianza perché per chi non c'era, e ci sono poi delle immagini molto belle, è stata una 2 giorni molto sentita sul territorio, e quindi insomma noi ringraziamo Enrico e tutta l'amministrazione per averci supportato in questo bel evento. Grazie a tutti. Una finestra su Monaco.